Il Napoli conferma una notizia meravigliosa. Rimarrete a bocca aperta di fronte a ciò che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie sul Napoli. Il Napoli è in trattativa per il terzino del Torino Alessandro Buongiorno. Il giocatore è tra i principali obiettivi del club per rinforzare la difesa, ma la concorrenza è agguerrita e potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta. Secondo l'edizione odierna del Mattino, è stato Antonio Conte a chiedere un difensore con il profilo di Buongiorno. Il problema principale, però, è il prezzo. Cairo chiede circa 45 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente. Il Napoli ha già presentato un'offerta di 35 milioni di euro più bonus o eventuali contropartite tecniche. Tuttavia, l'interesse di altri importanti club italiani e stranieri, soprattutto della Premier League, rischia di complicare e prolungare la trattativa. Nel Napoli di Antonio Conte, Buongiorno potrebbe giocare come centrale in una difesa a 4 o come terzino sinistro in una difesa a 3. La sua versatilità sarebbe una grande risorsa per adattarsi alle diverse esigenze tattiche del nuovo allenatore, rendendolo un elemento chiave per il successo della squadra. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Alessandro Buongiorno è il terzino giusto per rinforzare il nostro reparto difensivo? E quali altri giocatori vorreste vedere arrivare a Napoli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli, sempre!